For the 50th anniversary of the Friuli earthquake, residents recall the fear of the day and the memories passed down through the generations. What do you know about the earthquake that happened 50 years ago? I remember a story about my mom that was with my grandma in her house, and they felt the earthquake, and then all the house, all the people, went down in the garden to wait it that went away. Ero seduto nel mio salotto assieme a due zii emigrati in Australia che erano venuti a rivedere la loro terra. Improvvisamente il lampadario cominciò a oscillare e a tremare tutto quanto. E c'erano delle frane incredibili che non erano state riprese. Poi mi colpì molto il fatto che alcune persone che conoscevo, soprattutto a Gemona, erano state colpite da dei lutti e demmo una mano a risollevarle, diciamo, moralmente e poi anche da un punto di vista delle loro abitazioni. Come l'ho vissuta io, che ero qui a Trieste, insomma ero in una casa molto vecchia, in quarto piano, per cui l'abbiamo sentita moltissimo. Ho raccontato molto, insomma, sia a mia figlia che ai miei nipotini adesso, insomma, anche loro che non abitano qui, ma sanno benissimo sì, cosa è successo e come l'abbiamo vissuta tutti quanti. I don't know very much, but I'm lucky that my parents and some friends of mine know about it. The thing that was very nice is that all the people in Friuli Venezia Giulia didn't wait for help from the state. They all moved together. They all went in Friuli and they helped each other to build again the city and to help all the people.